Bene, ci siamo. Mi scuso appunto per il ritardo, ma la giornata oggi in consiglio era particolarmente importante. Abbiamo approvato penso, delle leggi più significative di questa legislatura. Intanto porgo i miei saluti e dell'intero consiglio regionale a quanti sono presenti in sala e a chi è collegato e ci sta seguendo da remoto. Ringrazio il collega Luciano Sandonà che oggi non ha potuto essere presente perché ha un impegno personale fuori Veneto per aver promosso e fortemente voluto questo evento. Io e il collega Sandonà sulla questione Marco Polo stiamo collaborando con tante delle cose che vedranno appunto quest'anno nel centenario, nei 700 anni della morte del grande viaggiatore, una serie di iniziative che vedrà la Regione Veneto e il Consiglio regionale particolarmente impegnati. Appunto in questo ricco calendario l'impresa che si apprestano a compiere Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, rispettivamente presidente e segretario della Società Ciclistica Pedale Veneziano 1913 con oltre 110 anni di attività e un unico gruppo ciclistico del centro storico lagunare, rappresenta sicuramente uno degli eventi sensazionali che appunto vedremo quest'anno. I due intrepidi ciclisti hanno giustamente definita spedizione, anche se forse il primo termine a cui si pensa immaginandoli in sella alle due ruote da Venezia a Pechino è impresa. Marco Polo a pedali, questo è il nome del loro progetto, vuole seguire le orme del grande viaggiatore veneziano ripercorrendone l'itinerario descritto nel milione, 12.000 chilometri in circa 100 giorni, partendo dall'Italia, attraversando Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan per arrivare in Cina. E la Cina è abbastanza lunga anche da attraversare. Tuttavia, così come il milione non è semplicemente il libro di un viaggio, ugualmente la spedizione di Fiorini e Facchinetti non è una semplice pedalata in bicicletta. Marco Polo e i Polo seppero muoversi nel mondo privi di quello sguardo europocentrico che oggi è troppo spesso contraddistingue appunto la nostra visione. Davanti ai modi di vivere di diversi dai loro, dimostrarono l'intelligenza, l'umiltà e la voglia di imparare. In una parola, cosmopolitismo. Kublai Khan, l'imperatore che accolse nell'attuale Pechino i Polo, vide in Marco Polo un interlocutore di assoluta fiducia, a cui affidare compiti anche di estrema delicatezza e con il quale avviare un dialogo profondo che si dipanò nel corso di oltre 2 decenni. Oggi che assistiamo a livello internazionale alla riorganizzazione delle potenze geopolitiche, economiche, alla definizione di nuovi modelli produttivi ed economici e di nuovi equilibri sociali, politici, culturali ed economici, oggi che il mondo è lacerato da guerre, dobbiamo alla lezione di Marco Polo la chiave per riuscire a tracciare le basi di nuovi rapporti di pace. La volontà che muove i nostri due viaggiatori su due ruote va esattamente in questa direzione. Portare un messaggio di pace e solidarietà ai popoli e ai paesi che attraverseranno. Non a caso il mezzo scelto, la bicicletta, quello più lento, che permette più facilmente di stabilire un rapporto con i luoghi, le persone e gli stili di vita, raccontando una moderna via della seta. Oggi che la sostenibilità è al centro anche dell'agenda politica, scegliere le due ruote diventa allora anche una scelta politica, quasi un manifesto, e non è allora un caso se questi nostri ambasciatori della venezianità si facciano promotori di un viaggio pulito, ecologico, che parte proprio da Venezia, protagonista del progetto Capitale Mondiale della Sostenibilità. Esattamente come Marco Polo fu protagonista del tramonto del Medioevo, lasciando spazio alla rivoluzione che vide al centro le città, così oggi Alberto Fiorin e Dino Facchinetti si assumono il compito di farsi narratori di una nuova fase globale. La storia ha ancora molto da insegnare e sicuramente approcciare questo anniversario di Marco Polo sulle due ruote, secondo me, è una modalità assolutamente che condivido. Lo dico da
ciclista che sicuramente non fa i chilometri che fate voi, è bello vedere una gravel nell'atrio di Palazzo Ferrofini. Ho anche interloquito con chi produce questo tipo di biciclette e veramente forse anche il modello giusto e anche l'assetto giusto per fare quello che avete in mente. Quindi veramente grazie. Io inviterei qui i protagonisti dell'avventura, quindi ai signori Fiorin e Facchinetti, prego se volete venire sul podio. No, grazie a voi. Ecco, che dire, questo è un viaggio veramente in onore di Marco Polo. Noi abbiamo pensato proprio di omaggiare il nostro concittadino seguendo le sue orme. Seguendole come? Seguendole innanzitutto, come ha detto il Presidente, con quell'umiltà che ha dimostrato Marco Polo, curiosità di questo giovane che aveva interesse di scoprire il mondo e di riferire a Kublai Khan. Attenzione, perché Marco Polo non è stato ambasciatore dei veneziani, è stato ambasciatore di Kublai Khan e riferiva i territori più sperduti della Cina per poi raccontarli all'imperatore, e quindi con la curiosità di un giovane 17enne, 18enne, insomma, e la freschezza noi abbiamo. E anche comunque, diciamo, questa umiltà, perché in qualche modo si è fatto cinese tra i cinesi anche lui, e allora abbiamo la pretesa di essere anche noi umili, se non altro per la scelta del mezzo per l'appunto individuato, che è il mezzo con cui ci sentiamo più a nostro agio, perché la bicicletta consente una visione diversa del mondo. La prospettiva della sella, che anche il Presidente conosce, appunto, è quella che ti permette di avere una visione leggermente sopraelevata, e attraverso la chiave di lettura della lentezza, perché effettivamente si va più piano che con altri mezzi, anche se il nostro essere lenti è un essere lenti relativo, perché faremo 140-150 km al giorno, però voglio dire, ci permette di entrare più dentro nei territori, e noi lo facciamo senza consumare energie, senza consumare benzina, diciamo, e quindi in qualche modo abbiamo proprio anche il piacere di essere testimonial di un modo di viaggiare che è rispettoso dell'ambiente, come si diceva prima, è una delle tematiche più importanti. Certo, è un viaggio lungo, è un viaggio sicuramente complicato, è un viaggio che ci porterà attraverso 12.000 chilometri e 11 nazioni diverse, con problematiche non proprio banali, perché Marco Polo ha sfruttato la Pax Mongolica per poter approfittare per poter viaggiare per 17 anni nella Cina. Noi non siamo proprio in Pax in questo periodo, purtroppo anche le notizie di queste ultime ore non sono molto incoraggianti. Noi partiamo. Arrivare, speriamo di arrivarci, anche perché lo dico che questo viaggio, forse il Presidente non lo sa, ha un suo pregresso. Cioè, io già nel 2001 avevo organizzato un viaggio da Venezia a Pechino, partendo in piazza San Marco, quando allora si poteva partire da piazza San Marco in bicicletta, e sono partito, ho salutato la moglie e il figlio insieme ad altri 9 compagni di viaggio per andare a Pechino, e abbiamo preso la motonave per Punta Sabbioni, e a Jesolo, dopo 25 km e 55 minuti di strada, è successo quello che può succedere quando si va in bicicletta. Sono caduto, mi sono fratturato la spalla, e ho salutato i miei 9 compagni da bordo dell'ambulanza che mi ha portato in ospedale a Jesolo. Ho salutato e ho dato la benedizione, ho detto, dai, vi raggiungo più tardi, vi raggiungo tra qualche giorno, tra qualche settimana. E i miei compagni, alcuni dei quali allora erano pensionati,
io avevo 41 anni all'epoca, 23 anni fa, adesso ne ho 64, vedevo i miei compagni di viaggio, guarda c'ho sti vecchi, dove voglio arrivare? Va bene che i pensionati sono i più scatenati in bicicletta perché hanno tempo per allenarsi, figurati se ci arriveranno. Ho pensato, loro il 29 luglio del 2001 sono arrivati perfettamente a Pechino, io non ho potuto raggiungerli perché ho avuto delle complicazioni, per cui quando l'anno scorso ho saputo che nel 2024 ci sarebbero stati 700 anni di Marco Polo, mi si è accesa una luce e mi sono detto ora o mai più. E quindi ho coinvolto l'amico e compagno di merende e di viaggi tanti in bicicletta Dino Facchinetti e abbiamo detto Dino, ci staresti a venire a realizzare questo sogno che non è stato un tarlo, un incubo per me, perché ho fatto anche tanti altri viaggi nel frattempo, però ecco, mi sarebbe piaciuto realizzare questo sogno e spero di riuscire a realizzarlo, però le situazioni sono cambiate rispetto a 23 anni fa. Paradossalmente i miei compagni di viaggio tra l'altro hanno trovato una finestra spazio-temporale all'epoca aperta, spalancata, insomma abbastanza breve, perché nel 1999 quando abbiamo cominciato a organizzare il viaggio, cioè 2 anni prima, c'era la guerra ancora dell'ex Jugoslavia, per capirci, insomma c'erano gli aerei italiani NATO che partivano da Aviano e non sapevamo bene che giro fare per i Balcani. Alla fine siamo stati accolti benissimo, siamo passati per Vukovar, per Novi Sad, città martiri, però accolti bene anche come italiani, come speriamo di essere accolti anche in questo momento. Sono arrivati il 29 luglio a Pechino, tutto bene, 40 giorni dopo era l'11 settembre. Cioè, in Uzbekistan per 3-4 anni successivi non si poteva mettere il piede perché è stato il trampolino di lancio per i bombardamenti all'Afghanistan, per cui voglio dire, speriamo che questa pax mongolica che ha trovato Marco Polo si rifletta in qualche modo anche non solo per il nostro per raggiungere il nostro obiettivo che è molto piccolo e banale, ma anche perché insomma ci sia un po' più di tranquillità in questo mondo sconvolto che sembra sempre un po' più agitato. Quindi noi speriamo, tra l'altro abbiamo anche la fortuna di essere aiutati nell'organizzazione di questo viaggio, siamo stati molto aiutati dal Ministero degli Esteri che ci sta aprendo un po' di porte proprio perché abbiamo tra l'altro anche il patrocinio della regione del Veneto, ma anche della Federazione Ciclistica Italiana, che in qualche modo ci permette di avere rapporti anche con i ciclisti locali, faremo cioè ci accompagneranno per qualche chilometro, così. E soprattutto il Ministero degli Esteri che ci sta aiutando ad organizzare 5 incontri istituzionali a Sofia, a Istanbul, ad Ashgabat e a Pechino, proprio a Baku, proprio per Samarcanda, vedo, sì. Almaty, quindi Abbiamo degli incontri in cui parleremo di Marco Polo, cercheremo, ripeto, molto umilmente di essere un po' testimonial di questo ambasciatori della venezianità. Infatti porteremo con orgoglio anche la nostra bandiera che avete visto appesa alla nostra bicicletta, c'è come apertura un bel leone alato della nostra regione, della nostra città e quindi ecco, con grande orgoglio faremo questo viaggio sperando che vada tutto bene, che il 1° agosto Piazza Tiananmen ci accolga a braccia aperte lì. Grazie Fiorin. Facchinetti, prego. Che devo dire? Più di quello che ha detto Alberto, pedalare adesso. No, ma come diceva appunto Fiorin, penso che la bicicletta è anche quel mezzo che ispira simpatia nei luoghi, nei posti e nella gente che si incontra, e quindi hai veramente il modo giusto per ripercorrere la via della seta entrando in lunghezza d'onda con le popolazioni locali, con le persone del posto. Sono importanti gli incontri ufficiali, ma è anche, penso, bello riuscire a toccare con mano la sensibilità di popoli diversi, luoghi diversi, zone diversi. Penso sia un evento ultra cycling che nel 2024 sicuramente lascerà il segno, o mi sbaglio?
Speriamo, è ultracycling e per mantenere questo stile linguistico è unsupported, cioè noi non abbiamo un mezzo al seguito. Nel senso si arrangia, se vogliamo dire. Esatto, in Veneto se rangemo, ci portiamo i nostri quattro borse e comunque ricollegandomi a quello che diceva il Presidente, quando si fanno questi tipi di viaggi ci si accorge che il mondo è decisamente migliore di come lo si dipinge, perché facendo e con Dino stesso e con tanti e anche col nostro pedale veneziano, avendo fatto tanti altri viaggi, ci si accorge che la gente ti aiuta per strada. Uno, perché effettivamente questo tipo di mezzo è un mezzo che è un po' fragile e anche noi siamo fragili, siamo esposti al vento, al sole, alla pioggia, per cui abbiamo bisogno di ripararci dal freddo o di ripararci dal caldo. Cioè, abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di acqua. Quando non troviamo più l'acqua, noi sappiamo, noi ciclisti che andiamo in zona, sappiamo che la troviamo, cioè, puntiamo ai cipressi di un cimitero perché c'è sempre acqua. Però quando saremo nel deserto dovremmo procurarci. I miei compagni 23 anni fa mi dicevano che consumavano 23 litri di acqua, 13 litri di acqua al giorno nell'attraversamento al deserto del Turkmenistan, per esempio. Noi più di 3 borracce non abbiamo, però in qualche modo cercheremo di ovviare a questo, ma ovvieremo anche perché le persone, gli automobilisti che noi qua in Italia consideriamo ahimè come nostri nemici, non dico nemici, però insomma tra ciclisti e automobilisti purtroppo c'è una difficile convivenza sulle strade. Ecco, in territori come quelli, in zone diciamo anche un po' difficili, sicuramente ci si aiuta, ecco, per cui gli stessi automobilisti ti fermano, c'è successo anche in Patagonia, abbassavano il finestrino e ci chiedevano se avevamo bisogno di acqua, di un bicchiere dell'acqua, del pomo, insomma frutta, insomma effettivamente, ripeto, viaggiando in questa maniera un po', se volete anche un po' spartana, insomma, però ci si rende conto che la gente ti viene incontro, ti aiuta, ecco, ed è questo un grande messaggio, perché appunto spesso magari abbiamo un po' la pelle sollevata, abbiamo paura del diverso, abbiamo paura delle persone che non conosciamo, ma il più delle volte le persone che non conosciamo sono dei nostri amici. Ecco, c'è anche un video del percorso, direi anche, no? Ce lo facciamo vedere un attimo. Sì, perché è il percorso che attraversa, adesso lo vedrete, le 11 nazioni. È un anno dal significato speciale per Venezia, il 700° della morte di Marco Polo. Una ricorrenza dal profondo valore simbolico che il Ministero della Cultura ha deciso di omaggiare istituendo un comitato nazionale per le celebrazioni. Ancora oggi, infatti, l'eredità del grande esploratore è più che mai viva ed attuale. Io personalmente mi sono sempre sentito attratto da quella medesima curiosità di conoscere il mondo grazie alle infinite suggestioni offerte dal viaggiare, nel mio caso in bicicletta, e non considero certo una coincidenza che il liceo che ho frequentato si chiamasse proprio Marco Polo. Beh, oggi mi son detto, ora o mai più. È giunto il momento di attraversare quelle stesse terre col mio mezzo preferito, la bicicletta, e di narrare il mio personalissimo viaggio lungo la Via della Seta. Da sempre crocevia di mondi, di popoli, di culture ricchissime e diverse, anche in questo terzo millennio. Lo farò tramite i principali canali social, ma anche attraverso le più tradizionali testate nazionali affinché tutti possano viaggiare con noi. Ho deciso quindi di partire in bici assieme all'amico Dino, in totale autonomia, per affrontare in 100 giorni il tragitto di 12.000 km lungo Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Cina. Partenza il 25 aprile e rientro il 5 agosto 2024. Per condividere questa esperienza, nei 3 mesi prima della partenza realizzeremo diverse presentazioni presso circoli culturali, società sportive e associazioni di volontariato per rendere conosciuto il nostro progetto nel segno di Marco Polo. Siete tutti benvenuti. Anche la data di partenza è 25 aprile, data significativa per noi veneti e in particolare per i veneziani, il giorno di San Marco, che
ci auguriamo porti bene e controlli e supporti l'attività di questi 100 giorni sui pedali. C'è un altro video C'è un altro breve video Prego. proprio del altro video. filmato. Ecco, faccio notare una cosa, che il 25 aprile è anche la data di partenza del viaggio di Pietro Querini. Tanto per dire che sti veneziani che andai in giro per il mondo... Avremo un'altra impresa quest'anno, un quarto di questa. La via Querinissima. Sì. nulla vieta che ci inventiamo la via di Marco Polo. Ecco, effettivamente, appunto, come si diceva il filmato precedente, noi abbiamo cercato anche di coinvolgere un po' gli amici, le persone, far conoscere un po' questo nostro progetto e abbiamo fatto già effettivamente 15 presentazioni, che è un po' paradossale presentare un viaggio prima di farlo, però abbiamo voluto, diciamo, in qualche modo coinvolgere le persone proprio per farci così aiutare a sognare, ecco, perché il nostro è un vero e proprio sogno. E siccome a noi ci piace scrivere anche così, relazionare, rendicontare, come avete visto, dovrei fare un reportage anche su Repubblica.it, è uscito un articolo anche su venerdì dell'ultima settimana, insomma, e ci piace quindi scrivere la nostra pagina Facebook, nella pagina Facebook Marco Polo Pedali faremo quotidianamente un piccolo resoconto, forse permettendo, insomma, la sera, e quindi ecco, perché è per noi decisivo stabilire un rapporto con i nostri cari che in qualche modo sanno che siamo ancora in forza e ci seguiranno, proprio perché ci piace l'idea di narrare questa via della seta del terzo millennio, perché con occhi di un viaggiatore moderno. È quella della... Questi viaggi sono possibili anche grazie a degli sponsor. Sì, certo, infatti assolutamente. Giustamente, noi abbiamo appunto cercato di coinvolgere delle aziende venete, tra l'altro quasi tutte, proprio per restare in ambito di Marco Polo, che ci hanno dato un po' degli aiuti sia tecnici che anche un po' economici, perché è un viaggio che chiaramente è complesso sotto tutti i punti di vista, ma comunque abbiamo anche, appunto, come ho già accennato, abbiamo anche l'orgoglio di essere patrocinati dalla Regione Veneto e anzi anche dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni di Marco Polo, che ci ha inserito nel loro calendario ufficiale. E tra l'altro la Regione Veneto, che quest'anno è anche Regione Europea dello Sport 2024, per cui insomma c'è una doppia valenza, perché proprio questo discorso della diplomazia sportiva è stato proprio sottolineato dal Ministero degli Esteri. Ieri, non so se avete visto, il Giro d'Italia è stato proprio presentato come esempio di diplomazia sportiva, perché il nuovo ministro degli esteri italiani ha voluto sottolineare proprio questo aspetto. Infatti le persone, i funzionari che ci stanno seguendo del Ministero degli Esteri è la funzionaria, la segretaria capo del Ministero del settore della diplomazia sportiva. Ecco, poi avete visto la bici che è giù della Viglia Triestina, poi ci sono anche i fratelli Scavezzon di Milano ci hanno molto aiutato per la componentistica, Miss Grape per le borse
borse da viaggio, la Sportful come vestiario, la CD per le scarpe, insomma tanti piccoli aiuti che ci servono per realizzare il nostro sogno, insomma, che è quello di arrivare in piazza Tiananmen il 1° agosto, e ci arriveremo. Tutti aiuti tecnici assolutamente veneti, che sono eccellenze anche mondiali, quindi veramente. Tra l'altro assolutamente, certo. Bene, io direi che possiamo solo che augurare buona pedalata, e seguiremo assolutamente attraverso i canali social, e per quello che potremo fare anche come consiglio regionale rimbalzeremo le vostre avventure, perché appunto siete assolutamente ambasciatori anche della Regione Veneto verso tutta la Via della Seta. Complimenti e buona Grazie. pedalata.